Su un fondo opportunamente preparato, stendere una prima mano di prodotto uniforme con la spatola in acciaio, senza esercitare una pressione eccessiva per evitare di rompere i granelli colorati. Ad essiccazione avvenuta della prima mano, ripetere una seconda stesura di prodotto con spatola in plastica, senza esercitare nuovamente una pressione eccessiva. Se necessario, aggiungere massimo 5% di acqua all'impasto per meglio stendere il prodotto e far scorrere la spatola. Appena la superficie perde la sua umidità superficiale e si opacizza ma non è asciutta, passare nuovamente la spatola in plastica utilizzando pochissimo impasto per chiudere la porosità e compattare il prodotto, lasciando apparire i granelli colorati. Una volta che la superficie risulta asciutta al tatto ma ancora umida all'interno degli strati sottostanti, procedere alla normale lucidatura con ferro in acciaio, avendo cura di controllare la pressione esercitata per non rompere i granelli di marmo colorato.